L'autoritratto ci rivela il suo pensiero. Leggetemi negli occhi. Non dipingo per danaro, ma per l'arte che mi onora. Allargando l'immagine si rivela la tecnica. Pennello sottile con materia abbondante, sfumature accurate che attorno all'occhio di lui sinistro con pochi tratti di bianco illuminano lo sguardo di un cinquantenne, probabilmente dopo la morte per tubercolosi di Saskia, sua sposa. Nella sposa ebrea, dipinta tra il 1662 e il 63, la modella è la dolce Eindrichie Stoffel, seconda compagna, che morirà per peste lasciandogli un dono prezioso, Cornelia, l'unica figlia che gli sopravviverà. La pennellata qui è morbida, il colore è steso e dedica maggior tempo ai dettagli. La collana di vetro nero tra i capelli, la spilla dorata, perle al collo, bracciali ed anelli. Lo sposo la guarda con timorosa dolcezza e delicatamente le accarezza il seno, forse gonfio per una gravidanza. La paternità fu per lui un'aspirazione sofferta. Lo vediamo com'era nel 1640, 34enne, lodato e pagato come nessun altro. Aveva già dipinto per la Gilda dei Tessuti, nonché la celebre lezione di anatomia. Parliamo prima di questa. Il professor Nicola Stulp, con 7 assistenti, ognuno dei quali è individualmente caratterizzato nell'espressione, nell'età, nell'emozione, procede ad illustrare teatralmente l'anatomia del braccio. L'eloquenza del dottore, figura centrale, peraltro era il committente, attira il nostro sguardo e ci par di udirlo nella spiegazione. Il successo fu clamoroso, ma non sufficiente a superare la crisi economica dovuta ad infelici acquisti, era un collezionista, e da pretestuose cause giudiziarie da lui perse. Solo 15 anni prima, per la ronda di notte, ricevette 1600 fiorini, una somma mai pagata prima in Olanda. Anno felice. Nasce Titus, dopo Cornelia, che visse solo un mese, ed un'altra femmina morta dopo una settimana dal parto. Tuttavia, era serenamente sposato da 7 anni, a Saxia, accolto dalla Gilda di San Luca ed ufficialmente cittadino di Amsterdam. Notte strana, forse di luna piena, o d'un sole basso, nel giugno del 42. Il quadro fu finito per la Gilda dei Gendarmi, proprio in quell'anno. In piena luce è una contadina, vestita da principessa, che, spaventata dal fracasso, s'allontana con la sua gallina. Alabardieri, fucilieri, spadaccini e persino un barbuto tamburino, ma la figura centrale è quella del governatore, attorniato dai moschettieri condotti dal loro comandante. Subito dopo ricevette la commissione per dipingere il pastore Cornelis Anslo e sua moglie. Titus, l'amato figlio, lo dipingerà come faremmo noi con il nostro, fotografandolo. Man mano che cresce, ma tutta la sua famiglia entrerà nei suoi quadri. La madre nella presentazione al Tempio, suo padre nel cambiavalute ed in San Bartolomeo, Saskia in Europa
rapita da Giove Taurino, nella bellicosa Bellona, in Minerva, nuda come Danae, con il ventre afflosciato dalle molteplici gravidanze, in Susanna che chiede la nostra testimonianza del suo rifiuto, in Bezzabea, e qui ci soffermiamo. Il volto di profilo, il corpo di tre quarti, il capo leggermente reclinato, lo sguardo incantato dal messaggio d'amore ricevuto da David, mentre la serva la prepara per il regalo incontro. Panneggio morbido del lenzuolo, usato forse per asciugarla dopo il bagno, ed il drappo dorato, un tappeto soffice come la carne di lei. In Flora, l'ovale, gli occhi e l'addobbo pesante sul capo ci ricordano che ad Amsterdam arrivavano navi dall'Oriente. In Dalida, scena sin troppo movimentata, la vediamo fuggire dalla tenda con la chioma di Sansone. Anche Hendricke avrà la sua parte nell'Adultera, opera che ricorda i colori del Veronese. Si deve sapere che Rembrandt non si mosse dall'Olanda, ma conosceva ed amava la pittura italiana per le riproduzioni che vedeva e che i temi biblici coincidono con il periodo della sofferenza. Dipinge Aristotele, opera mirabile, nel 1653, mentre il padrone di casa gli intima lo sfratto e completa la congiura civile quando mettono all'asta i beni ed è costretto a vendere la tomba di Saskia. Muore Hendricke e nell'abbraccio del padre al figliol prodigo c'è il presagio della morte di Titus, un anno dopo il matrimonio di questo con Magdalena Van Loo, a tempo per far da padrino alla nipote Titia, per poi morire a 63 anni. Lo ricorderemo tuttavia così, giovane, curioso, generoso, resistente all'avversità. Morì come nacque, in povertà. Non si sa dove si è sepolto, mentre le sue opere impreziosiscono i musei del mondo.